Continuano senza sosta le indagini del nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri di Padova per assicurare alla giustizia l'uomo che domenica notte ha pugnalato mortalmente Mattia Caruso, il trentenne di Albignasico, venditore ambulante di dolciumi. Gli investigatori stanno ascoltando le persone presenti quella notte ai laghi Sant'Antonio, nel territorio tra Montegrotto Terme e Torreglia, dove si sta svolgendo una festa. Tra loro ci sarebbe anche il super testimone che avrebbe visto allontanarsi in fretta un uomo con un cappuccio, presumibilmente la persona con cui il trentenne si è appartato. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza del locale, telecamere che però non sono presenti nel parcheggio dove c'è stata la lite e che ha portato al ferimento mortale. Restano ancora molte zone d'ombra però. Non è ancora stata trovata l'arma del delitto, un coltello o un pugnale. Se è chiara la dinamica, ricostruita grazie alle testimonianze dei presenti e dalla fidanzata trentenne di Caruso, non è chiaro il rapporto tra aggredito e aggressore. Per far luce su questo si indaga nella vita del giovane, da molti definito un ragazzo tranquillo che amava il suo lavoro, molto conosciuto nelle fiere e nelle sagre di tutta la provincia. Anche i genitori, chiusi nel dolore, chiedono verità e giustizia. Sotto la lente degli investigatori, anche il rapporto con la fidanzata, testimone chiave, fatto di alti e bassi, che durava da un paio d'anni. Resta inoltre da capire il movente dell'omicidio. Scartata la pista passionale, restano in piedi il regolamento di conti per fatti di soldi o droga. Al momento però gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.